Istanbul abbiamo fatto, vabbè, qui non ci sono le strade, Aspetta che vogliamo a favore di telecamera. non ci sono le stradette lì. E quindi poi... E saresti dovuto andare tu? Allora su Se, Ankara, se avessi deciso di consegnare quella lettera. dovevo scendere qui. Ah, A ecco. Konya. A Konya. Konya. Invece Ankara a Konya è lontano, Me l'immagino. Sì. Poi da lì dovevo ritornare e salire qui, perché poi ho fatto tutto questo io. Ankara, Turchia. Poi Erzurum, Sivas, Erzurum, Erzurum, Ecco. e poi passo alla Ti ricordi tutto? Sì. Ascolta, è libero. Quanti giorni hai impiegato per attraversare la Turchia? Alla Turchia ci ho messo più di 20 giorni perché abbiamo fatto, perché non ero solo, forse quasi 3.000 chilometri, 2.700. Con Michel. È molto lunga la Turchia, molto lunga. E poi sei arrivato al confine con l'Iran. E poi con l'Iran, che si chiama Baku. Ascolta, Baku è il primo paese dell'Iran, quindi la frontiera esattamente. E in frontiera come ti hanno trattato lì? Lì allora all'uscita della Turchia ci hanno bloccato, c'era una fila di camion che hanno bloccato da molto tempo perché erano molto severi. Strada bianca o strada... Strada bianca. Ma giusto all'entrata un chilometro prima hanno saltato, ma è poca, un chilometro. Gli altri era tutta strada bianca. E poi da lì ci hanno preso i passaporti e dicevano aspettare. Perché non ci volevano far passare perché sulle targhette della bicicletta non avevamo una targa, come fanno in Svizzera. C'è una targhetta con un numero R. Identificativo. E allora io ho detto, guarda, in Italia e in Francia non esiste. E dice, bicicletta francese, ho detto, bicicletta francese, partita in nome, ho detto, non diciamo no, ho detto, e targa non ce n'è. Lì parlavano già un po' le varie lingue. E mi ha detto, no, obbligatorio, non passa. Allora ho detto no, allora ho telefonato all'ambasciata italiana, all'ambasciata francese, visto che non ci sono le targhe da noi, quindi io qui non posso mettere una targa. Allora mi hanno preso il passaporto e i passaporti non ci ritornavano. E volevano per pagare sicuramente. E gli altri Questo è successo alla frontiera tra Turchia e Iran. Allora da lì obbligatoriamente cosa è successo? Che loro ci hanno mantenuto i passaporti e noi stavamo lì un'ora. Allora ho detto passaporto. Yok, e poi dice no, questo passaporto. A un certo punto ho detto no, guarda, questa non ne toccavano più, l'hanno lasciato lì, ha telefonato, ha fatto finta di telefonare, non ha telefonato, quelli stavano aspettando per chiedere soldi. Allora ho detto a Michele, ascolta Michele, tieniti pronto. Accidenti. Una cosa, comincia a prendere la tua bicicletta, mettiti a cavallo sopra. Erano appoggiati con io ho questo, i tuoi passaporti erano lì, non c'era più nessuno, prendi i passaporti, salti in bicicletta e partiti. E non erano... Un rischio tantissimo, sì. Potevano sparare? Sì. Non se ne è accorto subito. Come siamo passati subito, c'era questa bella asfalto iraniano perché c'era il petrolio, questo asfalto camminavamo a 25 all'ora e ogni volta che vedevamo la macchina arrivare, Santa Maria mia, non c'era tutta pianura, non c'era una roccia per nasconderti. Vi hanno lasciato andare, quindi. No, se ne sono accorti magari dopo. Sì. Arriviamo, prendiamo questa linea dritta, questo bello rettilineo nero, Lì eravate a fine giugno? Sì, perché luglio poi ero passato a... Sì, l'ho passato, ero in Iran, sì. Ascolta, avevi raccontato, in una frontiera eravate fermati perché c'erano dei camion che erano andati in panne, mi ricordo, e poi tu eri tornato indietro. No, questo è un furgone, una macchina. Una macchina era. Allora Più lì... avanti? Sì. Quindi poi il pericolo l'avete superato? No, quello era in Turchia ancora, Ah. Era in Turchia, quello con i tedeschi. Ecco. No, allora, pensate lì, allora noi abbiamo filato e c'era scritto Baku, non so, 15 chilometri. Ho detto, vedevamo una macchina arrivare, ho detto, non sono loro. E continuano a pedalare. Arrivano a Quazzone. Abbiamo trovato queste pietre vulcaniche, quelle piccoline hanno portato da lì, abbiamo trovato questi mucchi di roccia, siamo messi dentro, abbiamo aspettato un pochettino, che c'era anche la... Ce l'hai qua questa pietra che hai trovato? Sì, e dov'è? La più scura. 1, 2, 3, la quarta, quella nera partendo dal muro, quella piccolina. Era ancora calda quando l'ha presa. Quando la presa erano ancora così calde. Quindi Lì tutto pieno. 1, 2, 3, 4. Quindi questa l'hai presa dall'Iran? Questa qua è quella che hai trovato? Quella nera, sì, leggera. Gli peserà 5 grammi, non so 10 grammi. E allora siamo riparati un po'. E poi siamo ripartiti, è arrivato a Baku, dobbiamo trovare
un hotel per dormire la notte, perché se si cercano, vendono una tenda e ci ammazzano. E poi è stato finito, niente, non abbiamo sentito per nulla. Mm. Invece la storia che raccontava... No, quella della Turchia, allora eravamo in piena pianura, 2000 metri, c'era questo grande rettilineo desertico, non c'era nulla, neanche un paesetto. Io avevo un pochettino davanti, 2-3 metri davanti a lui, e gli ho detto, e ho visto questo bullone, che mancava il dado, ho visto questo bullone per terra che era forse più lungo di questo piede di qua. E gli ho detto, Michele, attento che c'è un pezzo di ferro che è in mezzo alla strada, passi sopra, ti metti nei raggi e rompi tutto. E io l'ho deviato e l'ho lasciato. Poi lui è passato e poi abbiamo fatto forse 1 chilometro, poco più, non so. Vedo una furgonetta arancione dei tedeschi, una Volkswagen. Arrivo lì e c'era una bambina di 3 anni che si chiama Caterina. E lei, Gül, la signora, e lui Klaus, San Nicola. Scusa, questo è un episodio importante. Allora lì cosa è successo? Arrivati lì non parlavano in inglese, non parlavano né francese né italiano, nulla. Allora io ho detto, ho visto Deutsch, ho detto good morning, good morning, ho detto kaput, kaput, le sono le parole che sapevo dire, kaput, allora no, giusto un momento, ma no, no, non speak Deutsch in inglese, parlate francese, non spracchi. no, dice no, francese no, italiano no, spagnolo no, ho detto vabbè. Allora lì, quella bambina mi ha fatto che, io ho detto a Michele, l'hai visto quel pezzo di ferro, Bobova? Questa macchina aveva perso quest'ax ed era sceso il coso del motore e si era bloccato lì. Loro non ci hanno dato la testa di dire magari abbiamo perso Per strada? no, da poco tempo magari avrebbero fatto 2, 3, 400 metri, 500 metri, vedete, invece non ce l'hanno dato, chissà dove l'hanno perso, quello ha perso il bullone e poi è uscito. Non mi ricordo esattamente che pezzo era perché io la meccanica zero. Comunque, dopo no, Michele, aspetta un attimo. Quel pezzo di ferro è di questo furgone. Tu sei pazzo, ti metti un pezzo di ferro così. Loro mi hanno guardato, io ho girato la bici, comincio a pedalare, eravamo in mutandine, palle nude, giro la bici, parto, torno, arrivo lì, vedo quel pezzo di ferro, non è passato nessuno, mezzo il pezzo di ferro lo metto nel manubrico, dentro il sacchetto che avevo. Ritorno lì dopo, non so, un quarto d'ora, ritorno lì e mi ha fatto, mi ha fatto capire se ero pazzo, per tedeschi. Mi ha detto, ehi, vuoi già? Ho detto, oh, niks problem. Ho detto, good. E allora ha fatto, e dis? E questo? Hanno Oh, capito. puttana. Te l'ho abbracciato. Manco fatto apposta, manco abbiamo cercato di sollevare qua, non c'erano pietre, non c'era nulla per sollevare. Passa una camionetta di militari, hanno visto lì, si sono fermati, li abbiamo fermati. Prima cosa, smoking sigarette. Beh, Ho detto, noi non ne abbiamo sigarette. Loro non so se ne avevano, poi se ne avevano loro. Non fumavano, magari le avevano per portarle anche noi avevamo qualche pacchetto, credo per i figli a questi pastori ci davano da mangiare una sigaretta, per loro era una vita. E allora, capito così, ci hanno dato la mano, abbiamo sollevato, messo quello e mi fa, ma dove andate? Ho detto, vabbè, a Teheran, Kabul, e poi se ci arriviamo andiamo in India. E mi dice, quando arrivate a Teheran siete i nostri ospiti anche per un mese. Arrivate, numero di telefono, arrivate a Teheran, c'è un grande monumento all'entrata, un grande monumento che non è stato in mezzo. Arrivate lì, ci telefonate. Dopo c'erano 1000 chilometri ancora quasi, per Teheran. Arriviamo lì, dopo un paio di giorni, arriviamo e trovo 2 ciclisti locali in bicicletta da corsa, sono fermi vicino al monumento. Allora parlavano in inglese, ho detto, scusami, è possibile address, ho detto, telefoni a questo. Ho detto, allora ci hanno offerto una bibita, questi iraniani, ci hanno offerto una bibita e allora ci hanno composto il numero. Pronto, allora, oh libero, a Teheran, siamo a Teheran. Ok, era direttore dalle poste, aveva una situazione quando era tedesco lui. Lui aveva una paga, aveva una villa, piscina, tutto, non pagano nulla. Lui era in gita allora, quando l'avete... Loro sono partiti in Germania per i poi stavano tornando. Ecco, col pulmino. Allora arriviamo, mettiamo le bici dentro la cosa, c'era come si chiama, l'imbottigliaggio, le tante macchine lì a terra.
cominciato a vivere alle piccole strade che conosceva, c'era un paio di anni lì, lui aveva a casa sua, lui e la moglie, poi piangeva la moglie, Contento. perché non pensava più di vederci. E da lì siamo rimasti 11 giorni. Lì ho fatto posta restante, io con mia madre, mio fratello che è morto a Nicolini in Francia, quello che è morto nel 2000, Cioè c'erano i soldi lì nel... mi aveva lasciato Ah. posta restante e in quel tempo noi eravamo lì. Dopo 11 giorni siamo ripartiti, allora loro ci hanno dato piscina, La piscina. gelato, mangiare, letto, ci hanno ripulito tutti i vestiti, ci hanno pagato il bus per 400 km, ci hanno dato la migliore camera che c'era nella moschea, di fronte alla moschea a Isfahan, dove sono quei tappeti, ci hanno pagato il bus, il taxi ci hanno portato dall'aereo di bus fino all'hotel, la migliore camera che c'aveva l'hotel. E che aria si respirava a Teheran? Che tipo di... Caldo. Ma dico, le civiltà lì. Beh, lì lì è un mercato bambino, non so come ti spiegare, c'è tanta gente, poi tutti questi negozi per i turisti, poi ci sono. Però c'era molta modernità, Beh, c'erano le minigonne, era già moderno perché Isfahan già c'erano le minigonne. Perché la rivoluzione... aspetta, Credo non che so. l'Ayatollah fosse Non arrivato so. un paio d'anni dopo. 76. C'era, sì, c'era, sì, sì. c'era. C'era già l'Ayatollah. Sì, c'era l'Ayatollah. È già entrato. Mi sembra che sì. No, no, lo Shah. Lo lo Shah, Shah. lo Shah. C'era lo Shah. Mi sa che No, l'Ayatollah è allora, a 76. Teheran, sì, a sì, Teheran sì, abbiamo sì. visto le minigonne, ma a Isfahan, Le minigonne a c'erano. Isfahan siamo arrivati la sera e siamo ripartiti il domani, Però non è che, non mi ricordo bene. Comunque c'è la civilizzazione. Sì, sì. Però- Soltanto, libero, il vanette dei tedeschi, cos'era? Il Il pulmino dei tedeschi, Volkswagen. un Volkswagen arancione. arancione, ma quelli- quello bello, quello classico. no, sai, quelli un po' Classico bombato, figlio dei fiori. bombato. Sì, 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 Era sì. l'epoca di quelli lì. Sì, vabbè. È venuto anche qui una volta un tedesco con quelli. Con loro eravamo rimasti tanti anni lungo il viaggio, gli ho mandato cartoline, un po' dell'Australia, un po' dell'Austria, gli ho mandato del Perù. Poi